Vieni a Matera, è ovvio che salverai questo video per sapere dove mangiare la miglior cucina tipica. Parliamo del primo ristorante nato fra i sassi di Matera circa 35 anni fa e che sorge in questa location a dir poco stupenda. E c'è anche questa suggestiva terrazza panoramica. Ho scelto il menù degustazione ed ho iniziato da una serie di antipasti della tradizione. Uno più buono dell'altro e non può mancare un assaggio dei peperoni cruschi. A seguire le orecchiette con pomodorino fresco, salsiccia pezzente e funghi cardoncelli. Capocollo cotto a bassa temperatura e laccato al miele con scarola, una carne che si scioglieva. Poi un fuorimenù, il raviolo liquido con pecorino di moliterno e tartufo. E anche un secondo extra, le ribs con fondo bruno, con la carne che solo a guardarla si staccava dall'osso, una cosa pazzesca. Si chiude con la mousse di ricotta, cioccolato e fichi su biscotto croccante. Da Austin Matera il menù degustazione costa 38 euro. Il locale è anche pizzeria, nominata tra le eccellenti della Basilicata. Austin da non perdere a Matera. Eccoci qua, buonasera a tutti e benvenuti. Ci scusiamo per il ritardo di questa diretta, ma perché è una diretta ci sono stati degli inconvenienti di linea. Siamo qui con Roberta Alberti e con Giovanni Gulino e li sentiamo subito dopo. Sei nata senza nome e non riesci a sentire. Quando ti chiamo vieni per te far venire a dormire. E mo tu chiami sola, nessuno ti consola, nessuno ti consola, e abbracci stai lenzuola. Scorrere in la gara quando non riesci a dormire. La diversità. Ognuno nasce con qualcosa che gli manca e non è contento, mai abbastanza. Se non riesce ad accettare la diversità che gli appartiene, si chiude in se stesso e il mondo gli appare sempre diverso, visto da un'altra prospettiva. Ognuno di noi ha una disabilità. C'è chi non può udire, chi non può parlare e chi, come me, non riesce a camminare, senza perdere mai la voglia di amare e di lottare fino in fondo, per lasciare una traccia che anche un disabile può essere pellegrino di questa terra, affinché nessuno lo tenga in disparte. Tutti noi siamo chiamati ad essere i protagonisti della nostra vita, una vita da vivere pienamente, con qualche difficoltà, e della nostra felicità nessuno mai ci proibirà. Queste sono le parole del mio ospite di questa Giovanni Gulino, un giovane poeta che ha scelto le parole come spazio di libertà e spazio di verità. I suoi versi nascono dall'esperienza di una vita vissuta nella fragilità, ma anche nella capacità di ascolto del cuore. Solitamente grandi della storia, no, hanno dimostrato che proprio dalla sofferenza
sono riusciti a dare il massimo di se stessi. Non a caso Leopardi ha scritto dei versi, delle poesie meravigliose, spinto, sospinto da queste sue fragilità. Ecco, noi questa sera abbiamo Giovanni Gulino che dalle sue fragilità ha realizzato questa raccolta che si chiama Fragmenti di Cuore, raccolta di poesia. Siamo fatto di emozioni, ferite. Giovanni, presente. Buonasera, buonasera. Buonasera. Giovanni, bisogna che tu chiuda le comunicazioni, ok? Questo è il motivo per cui siamo andati in diretta così tardi, sono anche dei problemi di linea. Non riesco a rimediare. Nel frattempo che Giovanni magari prova a ripristinare meglio la linea, forse sarebbe il caso di fare in onda una presentazione di Giovanni. Pensi? Regista. Questa sera mi sa che è così. È quella rosa per ricordare tutte le vittime di una parola che non ci piace, che è il femminicidio, però quello è, e, appunto a simboleggiare tutte le donne che avrebbero voluto esserci e che non potranno mai più essere con noi, anche se in realtà sono con noi con il cuore, con l'anima e con il pensiero. E quindi questa è una cosa che noi facciamo sempre in tutte le platee. E io spero che prima o poi si faccia dovunque, allo stadio, al cinema, al teatro, un po' dovunque. Bene, bene, quindi andiamo a conoscere questo personaggio perché Giovanni Gulino è veramente un personaggio. Io lo conosco oggi, però mi sembra di conoscerlo da sempre, anche perché mi telefona una media di 12-15 volte al giorno, vero? Mi chiede un sacco di cose, chiacchieriamo, eccetera. Quindi, insomma, prima cosa, ti aspettavi con questo piccolo grande libro di finire niente poco di meno che alla Camera dei Deputati a Roma? Allora, sì, intanto ringrazio quanti mi hanno concesso la realizzazione di questo evento e diciamo che con Manuele è stata una scommessa vinta. Quando l'ho detto, senti ma io ho l'idea di presentarla alla Camera dei Deputati. Sì, ma sei sicuro che te lo fanno presentare? Non è che sei figlio di un giornalista famoso? Ho detto, ma te che ti costa telefonare? Prova, se ti dicono sì, se ti dicono no. Quindi grazie. Quindi grazie a te che ci hai portato qua, in questo posto iconico, si dice adesso, non molto di moda questa parola, questo posto che è veramente leggendario. E quindi sentiamo un po' Giovanni che viene da Marina di Ragusa, che è un posto bellissimo, pieno di luce, pieno di mare, pieno di sole. E quindi tu sei arrivato a Roma ieri con questa, te secondo me, lui qualsiasi cosa si mette a fare, gli riesce, cioè perché è uno che non molla e fa benissimo perché poi alla fine i risultati li ottiene. E quindi questo libro tu hai cominciato a scrivere poesie quanto tempo fa? 15 anni, poi nel 2008 ho stampato il primo libro, ma erano pensieri immaturi, infantili, da bambini se vogliamo. Poi nel 2012 ho fatto il secondo, i primi due li ho tutti e due regalati a parenti ed amici. Il terzo nella presentazione l'ho venduto, ma a tutti voi lo regalo. Ho cominciato per gioco e ora con questo terzo libro sono arrivato a presentarlo qui alla Camera dei Deputati.
Se continua così, la prossima volta ci troviamo tutti in Vaticano. E quindi, allora Giovanni, secondo te, in un'epoca che è dominata dagli smartphone, quindi dalle immagini, dai messaggi veloci, ha ancora senso la figura del poeta? Ha ancora senso scrivere poesie? Ogni forma d'arte, ricordatevi che ha sempre senso, che siano poesie, che siano romanzi, che siano quel che vogliamo. L'arte aiuta nelle malattie dell'anima, qualsiasi malattia dell'anima uno abbia, depressione, schizofrenia, qualsiasi forma d'arte è sempre d'aiuto. Quindi la poesia come ogni forma d'arte ci confermi che è terapeutica? Sì, ora questo libro lo sto facendo partecipare a diversi festival, tra cui a Cremona, a Mantova, a Parma e anche in Perù ho provato, sempre da remoto, ormai per l'anno prossimo per il Perù e anche alcuno scrittore in città. Vedo una forza incredibile in questo video girato alla Camera dei Deputati, perché Giovanni ha presentato so che è molto attivo in materia di diritti per la diversabilità. Mi piace dire diversabilità perché se dico disabilità metto in evidenza ciò che uno non è abile a fare. Se dico diversabilità mi viene da pensare che hanno delle abilità diverse che noi magari non abbiamo. E proprio questo, da questa diversabilità e da questa forza, Giovanni ha tratto questa sua propensione, no? A scrivere e a comunicarci. Questa scrittura quindi nasce come voce dell'anima, ma anche come cura dell'anima e del proprio corpo. Dico bene, Giovanni? Roberta, vuoi intervenire? Gli hai fatto una buonasera a tutti prima di tutto. Grazie per l'invito. Come dicevi tu, tutti abbiamo, secondo me, una forma di disabilità, anche di stare bene, effettivamente. Ma dovrebbero capire che la disabilità, la diversità è comunque un punto di forza. E noi abbiamo una piccola differenza, diciamo, troviamo proprio il modo di reagire, di andare avanti da quel piccolo punto che è per noi importante, quindi lo superiamo attraverso l'arte. Diciamo Giovanni, che la lente sensibile che fa da sfondo, no, a queste capacità, a queste potenzialità, nasce proprio da qualcosa che magari uno nella propria mente, nel proprio immaginario, potrebbe pensare come limitante, ma che invece è un trampolino di lancio. Come dicevo prima, è proprio il punto di forza, il punto di partenza. Quindi da quel punto che può sembrare negativo, invece per noi diventa il punto per partire, ecco, per superare i limiti fisici, anche sentimentali, anche morali, cioè anche la diversità nel senso di essere esclusi. Invece attraverso questa potenzialità noi ci mettiamo in gioco, ecco, nella società. La poesia come il modo di scrittura, ma anche tutte le forme d'arte servono per una specie di catarsi, servono per una specie di problemi per liberarsi da problemi. È indifferita la tua voce sulla linea di Giovanni. Sì, per questo. E quindi andare avanti, ma noi non lo facciamo per noi stessi, noi non lo facciamo per noi stessi, qui dovremmo chiamare il
regista che c'è. Noi lo facciamo per noi stessi, dicevo prima, noi lo facciamo per far comprendere i Forse limiti. Giovanni dovrebbe... I nostri limiti diventano, cioè noi mettiamo chi non ha quei limiti può comprenderli, ecco, si ha la giusta sensibilità, ovviamente. Anche tu, Roberta, hai trovato nella scrittura la tua forma di cura. Sì, io sì. A parte che ho fatto l'istituto d'arte, l'accademia, cioè comunque a me l'arte è stata sempre nella mia indole, diciamo, però ho trovato attraverso la scrittura una grande opportunità per esprimere non solo i sentimenti, ma anche per scuotere la società, e quindi la mia forma poetica è anche una forma di, diciamo, di denuncia, ecco, per quanto riguarda la società e i limiti che la società ha nei nostri confronti. Eppure io mi rendo conto, no, un po' osservando, diciamo, il nostro paese, inteso proprio come Italia, un po' lavorando anche, diciamo, nelle istituzioni, un'istituzione pubblica che è appunto la scuola, di come su tante linee il nostro paese sia abbastanza solo sottovalutato. Pensiamo che la nostra società non sia adatta ad accettare il diversabile, ma so per certo, per delle mie conoscenze, che paesi che pensiamo siano migliori e più avanti dei nostri, ne cito uno a caso, la Svizzera, non ha le porte così aperte come ce le abbiamo noi nei riguardi di universabile. Tutte quelle barriere architettoniche di cui parliamo, l'inclusione, l'inclusività per esempio della nostra scuola, la Svizzera non ce l'ha. Mi dispiace, io non conosco questa realtà, non conosco la Svizzera. Io ho avuto modo di avere questa informazione preziosa e importante da un medico, da una dottoressa. È una dottoressa, lei è un medico straordinario che mi ha sempre seguita molto dagli anni in cui, diciamo, collaboravo con la Scuola Invisibile, e lei ha un figlio con sindrome di Down, ed è stata lei che mi ha aperto, diciamo, a queste informazioni riguardo alla Svizzera, perché lei abita lì con il figlio e il marito, e addirittura la possibilità per, si chiama Nathan, per Nathan di andare in una scuola con gli altri bambini non c'è. O devi far finta che il tuo figlio non abbia un bisogno speciale nella scuola, oppure se tu ti rendi conto che tuo figlio ha un bisogno speciale, così come un bambino con sindrome di Down, bisogna che tu lo porti in una scuola con classi speciali. Quindi, come vedi, noi parliamo delle cose, ma ci sono situazioni... La Svizzera è un po' così, diciamo, sceglie per gli altri, nel senso che comunque a livello scolastico sappiamo che a una certa età gli sceglie anche la scuola in base a come il ragazzo, diciamo, le facoltà del ragazzo psicologiche e culturali, ecco. Però noi parliamo del nostro paese, che comunque dei limiti li ha. Ma sicuramente. Soprattutto nell'inclusività del disabile, perché a parole c'è tutto, ma vai a vedere negli enti pubblici, per esempio, dovrebbe ogni 20 o 15 assunti ci dovrebbe essere un disabile, ma questo non c'è. Quindi il nostro paese è anni luce ancora lontano veramente da accogliere il disabile nella società. Ogni disabile, se tu vedi, ha la sua potenzialità e si fa conoscere, come il nostro ragazzo che ha scritto i libri. Per questo ho parlato, è per questo che ho cercato di esprimermi con diversabilità e non con disabilità. Come ha fatto Giovanni, scrivendo, come ho fatto qualcosa io, piccolo, scrivendo, facendomi conoscere. Ma non è
l'ambito locale o nazionale che sprona queste persone a essere ascoltate, capite, inserite. Deve venire dal malato, dal singolo, ma altrimenti se sei in una stanza la muri, Regina, la muri. E ci sono stati casi che sono stati così, perché molti hanno vergogna di palesare, diciamo, di far vedere la propria disabilità e quindi si chiudono in 4 mura. Altri invece che hanno la facoltà, come ha avuto Giovanni, di arrivare al Quirinale, cioè al Parlamento. Beato lui, dico io. Ma non è per tutti. Però questo probabilmente ci dà l'idea anche che non è così tanto brutto questo paese, perché se Giovanni è riuscito a stare lì, significa che le porte poi tanto chiuse non sono. E perdonami Roberta, io nella scuola ci lavoro da una vita e non lo so, sono stata fortunata io, forse Io non in delle realtà buone, eppure ne ho cambiate tante, però la nostra scuola è inclusiva. Io non posso dire il contrario. Io non dico solo a livello di scuola, ho detto anche a livello sociale, culturale in un paese. Poi è ovvio che la scuola deve fare il suo compito, ci sono degli insegnanti, a volte hanno anche rischiato di non volerle più nelle scuole, le maestre, diciamo, che seguono questi ragazzi. Non è questo il punto è di far uscire da quel silenzio, da quell'isolamento queste persone in generale, bambini, grandi, medi, il ragazzo Giovanni ha 30 anni, aiutarli, spingerli. Vediamo cosa ha aiutato Giovanni, se ha trovato da solo la spinta o se è stato aiutato da qualcuno. Giovanni, se riesci ad aprire il tuo audio. Giovanni, puoi dire la tua? Ok, ti invito a dirti questa cosa, se questa spinta è venuta solo da te, che ha trovato il tale, nonostante la tua diversa abilità, perché stiamo parlando di questo. Mi sentite? Regina, non si sente bene. Giovanni, ti sentiamo, puoi parlare. Allora, io ho passato un periodo Vai Giovanni, non muovere più il cellulare, parla. volevo uscire. Riusciamo a capirci, Giovanni. Ci sono proprio dei rumori di sottofondo che sovrastano la tua voce. Giovanni ci scrive in privato che lui ci sente benissimo quando parliamo. Il problema è noi che Giovanni sentiamo anche molto rumore di ritorno dal tuo audio, quindi facciamo fatica a sentire la tua di voce.
è un peccato perché io vorrei sentire la tua opinione in merito. C'è arrivato da Niki un messaggio che era, eccolo, non si tratta solo di un aspetto clinico, ma del risultato dell'interazione tra le condizioni di salute e le barriere sociali. E credo che sia tutto qui poi l'inclusione, no? Di cui parlavi, Roberta. Questa interazione tra ciò che una persona con diversa abilità ha o è e quelle che sono poi le barriere sociali, ma anche l'apertura sociale. È chiaro che poi ognuno trova nel proprio, come tutti cerchiamo un modo per essere individui singoli in mezzo alla molteplicità, no? E si può ascoltare da voi? Sì, Gabri, ciao Gabri. Allora, io ho aperto questa puntata proprio con alcune delle sue parole, ma vorrei leggere una poesia a cui tengo, perché io ho letto tutto il tuo libro, tutta la tua raccolta, Giovanni. Mi permetto di leggere una che mi è piaciuta tanto, in realtà ne ho trovate 3 che mi piacciono tanto. Leggo questa. Viso candido, emblema di purezza, lo guardo e sento d'amore l'ebbrezza. Viso dolce per me, rinuncerei a tutto, tranne che a te. Viso che chiama un sorriso, sei l'amore che mi infiamma il cuore. Dai miei occhi scendono lacrime, come gocce di malinconia. I giorni fuggono via, ma anche da lontano la tua bellezza illumina l'anima mia. Bellissimo. Complimenti, Giovanni. Sono parole bellissime, dolci, che nascono da molte sensibilità molto intense. Sì, sono complimenti anche perché parlano di lontananza, di malinconia e di bellezza, che è il tema che più mi piace in assoluto. Parlo sempre di educare alla bellezza. Giovanni, ci riesci adesso? Riesci a... Giovanni, vuoi intervenire? Sentiamo sempre questo brusio di ritorno. Ti arrivano i complimenti, Giovanni, ti stanno arrivando dei complimenti perché sto provando a dire qualcosa, a leggere qualcosa. Io vorrei farvi delle domande, anche Roberta so che voleva farti delle domande personali, ma proprio non Però leggi qualche altra poesia di Giovanni? Sì, leggo quest'altro che mi era piaciuta. Una rosa sgualcita, da vento di tempesta, non perde il suo profumo né la bellezza. Così il cuore della donna, anche se spentinato dalle burrasche, non perderà purezza e bontà. Per un cuore grande e nobile l'amore arriverà e anche se c'è pioggia il sole tornerà. E questo è meraviglioso perché è dedicato alle donne e mi piace tantissimo quando così il cuore di una donna è spettinato dalla burrasca. Questi versi sono di una potenza incredibile. Forse solo chi è donna, no, si rende conto di quanto burrasca effettivamente ogni giorno una donna affronta. Quindi la sensibilità di Giovanni che parla a nome di una donna è sicuramente inspiegabile. Grazie Giovanni. Burrasca anche perché lui vive in zone di mare, quindi il mare molte volte rappresenta la donna nella sua quiete, ma anche in momenti di burrasca. Sì. Leggo quest'altra e la dedico a Alessandra, che è la mia nuova collega di quest'anno.
e si chiama Danza. E lei è una maestra di danza, per cui la dedico a lei. Danza è la vita che scorre veloce. D'un giorno all'altro il tempo passa. Pian piano il cortometraggio della vita si assottiglia in un batter di ciglia. Roberta. Molto sintetica ma profonda, diciamo, molto bella. Parole Il molto cortometraggio forti. della vita, quindi come se fossimo sempre sul palcoscenico, a dimostrare qualcosa di noi stessi, a dimostrare qualcosa degli altri. E quello che dicevi un po' in fondo tu prima, no? Cioè, ognuno di noi ha da dire qualcosa nel proprio cortometraggio, in questo palcoscenico che è il mondo, ognuno di noi ha da danzare, ha da dire, ha da esibire chi è, ma non per il piacere dell'esibizione, Ecco, per il bisogno di essere sociale. giusto. Ma anche il concetto di cortometraggio, la vita è breve, non è lunga. Quindi non un film che dura 2 ore, ma un cortometraggio, cioè qualcosa di piccolo, intenso e vissuto pienamente. Sì, sì, ci sono delle espressioni di Giovanni che nella loro semplicità sono veramente molto forti, molto. E penso che questa sensibilità, ovviamente tu lo sai meglio di me, Roberta, in una vita dove l'esperienza così dolorosa ti forma, ti plasma, e sicuramente vivere la quotidianità in un modo diverso ti porta anche ad avere una prospettiva diversa, cioè quando tu guardi il mondo dalla tua carrozzina, scusa se dico questo Giovanni, ma in fondo è la verità, quando tu guardi il mondo da quest'altro tipo di prospettiva, sicuramente tutto il resto appare diverso da come appare a chi cammina, corre e conduce una vita, fra virgolette, normalissima, no? Quindi probabilmente questa sensibilità viene proprio dalla capacità di una diversa prospettiva. La capacità anche di elaborare quella situazione e viverla con, tra virgolette, anche passione, anche con amore, anche se ci sono differenze, sofferenze, ma quella visione è anche accettata e vissuta con dignità. Già. Io la domanda che avrei voluto fare più importante di tutte quelle che più o meno, diciamo, mi ero prevista di fare a Ne avevo Giovanni, qualcuna anch'io, ma cioè, era, però Giovanni, se magari cioè, se tu vuoi, mentre ascolti la mia domanda, se la scrivi in chat, io leggo la tua risposta, la leggo in diretta, io volevo chiederti se scrivere ti aiuta a superare dei limiti o se invece serve questo scrivere a dare un significato a quei limiti e in questo tuo scrivere che tipo di incontro ti aspetti con gli altri, con chi ti legge. Prova magari a scrivermelo nella chat se riesci Giovanni, così io posso leggere la tua risposta. Però questa domanda la faccio anche a te Roberta. Per scrivere per te cos'è? Cioè esplorare dei limiti e dargli dei significati. Beh, io attraverso la scrittura ho superato, tu sai, la perdita di mio fratello. Sì, perché la scrittura mi ha dato la possibilità di liberarmi, ecco, da questa perdita, però poi di raccontarmi, ecco. Quindi ho raccontato me stessa a 360 gradi, cioè nel senso mi sono aperta completamente, quindi ho raccontato le mie, diciamo, la mia diversità, ma anche le mie passioni, i miei amori e la mia solitudine. Forse ha risposto. Roberta, no, io gliel'ho scritta la domanda. Roberta, io sono molto legata a te perché
Tu sei stata la persona che ho intervistato per la seconda volta, no? Da quando, diciamo, collaboro con Officina Mediterranea. Mi sei rimasta dentro dal primo giorno perché, a parte che il libro di tuo fratello è uno spettacolo, è uno spettacolo. Io l'ho consigliato tantissimo, il Petrolio di Alarico, perché è veramente bello ed è profetico. Quel libro è profetico e ne abbiamo parlato tanto, ti ricordi quel giorno proprio senza esserci messe d'accordo arrivavamo alle stesse conclusioni, quindi io sono molto legata a te, penso che anche il tuo modo di parlare e di scrivere parli tanto anche di te, di tutto quello che sei. Per questo ti chiedo, vuoi leggere una tua poesia, Roberta? Sì. Dai, Mi guarda, emoziono sempre leggendo. così alla sorpresa. Mi piaceva Mi anche emoziona tanto. sempre leggendo, Quella che mi hai mandato Allora, l'altro giorno, per esempio, era stupenda. Ah? Mi piaceva Scusa. anche tanto quella che mi hai mandato l'altro giorno in chat su WhatsApp. Ah, e ti leggo quella. Vai. Attimi d'autunno. Sì. Osservo cipressi, vigneti tinti dai colori autunnali. I dolci baci mattutini risvegliano i sensi dei clandestini amanti. Raggi tenui si alternano a nubi che largiscono lacrime felici, irrigando terreni fertili. Scorazziamo portati da bianco carreggio. Rubo sguardi d'amore che nel riflesso si cercano e si incrociano. Piccole vie si aprono su piazze antiche, ci accolgono mano nella mano. Maestose chiese che custodiranno nella penombra del sacro il nostro segreto. Ed ecco, le pene fisiche sono finamente benedette dalla premura del mio amato. 18 battiti, preludio all'amplesso. L'estasi squarcia con gemiti il silenzio. Il desiderio irrompe nei corpi fluttuanti. Il mistero travolge i sensi. Le dita sondano luoghi arcani da esplorare. Spasmi invadono il mio morbido cratere di carne. Il piacere si irradia nell'iride. Come un'opera musicale dal finale trionfante, le membra tremanti sono travolte nell'enfasi, nel dolce e lungo orgasmo. L'abbraccio di entrambi confonde e intreccia questi corpi, unisce le anime degli impetuosi amanti. Di solito metto anche le date, però sono, diciamo... La tua poesia è carnale, passionale, erotica, degna della raccolta erotica di Neruda, per me, per quanto mi riguarda. È stupenda, mi piace tantissimo parli di queste imperfezioni del corpo che vengono per questo ho detto che mi sono aperta, quindi ora vengono completamente sforzate, no, figurati, per questo ho detto che mi sono aperta. Comunque ho raccontato, sento a pezzi. Abbiamo Comunque non da poco stasera. No, infatti, comunque questa è una delle poesie, non proprio quelle dell'inizio, della seconda parte della mia sintesi, cioè verso il Tinder, dove avevo superato quindi il trauma della perdita e avevo incontrato l'amore, ma anche una certa, diciamo, serenità personale, quindi si sfoga poi questa venerità anche nell'erotismo, perché no? Certo. Che comunque completa l'essere umano, lo rende molte volte anche migliore, diciamo, no? Se è raccontato, diciamo, non volgare, ma in modo garbato, Con educazione, con rispetto di quello che siamo, del nostro corpo e delle nostre anime, certo. Io leggo la risposta di Giovanni quando gli ho chiesto se scrivere lo aiuta
a superare i limiti o dare significato a questi limiti, lui mi risponde: supero con la poesia i miei limiti. Quindi, sì. ecco, vedi, sì. Quindi quando diciamo che la scrittura cura, Giovanni sicuramente ne è un esempio tangibile. Anch'io, anche a me Anche è curato molto. Io penso che comunque a molti l'arte in generale, anche chi fa teatro, fondamentalmente è un modo per curarsi, perché non tutti, cioè, voglio dire, anche chi sta bene in fondo ha bisogno di curare qualcosa, o il sentimento, o l'emotività, o la visione del mondo, e l'arte, qualsiasi forma, ti dà questa possibilità di farlo, perché ti fa entrare dentro di te, fa conoscere bene se stessi, e poi hai la capacità di poter dare te stessa agli altri. Vero, perché non ha delle regole fisse. No, perché è sentimento. E quando c'è il sentimento, non c'è l'arroganza, c'è la verità. Vero. Sembra una massima filosofale questa, Roberta. Ma Quando è la non c'è realtà. arroganza, c'è Se la tu vedi verità. persone che parlano convinte di avere la ragione nelle mani e nella mente, significa quello arroganza. Se invece tu vedi una persona che fa teatro, che fa qualsiasi cosa o dipinge, è sempre quella persona timida che ha la voglia di conoscere, capire, anche se hanno capito i propri testi, la propria arte. Quindi è una spugna, vuole dall'altro, perché poi devi ridare attraverso i versi. E nei Vero. Anche versi la da spugna quello che prende, ma se la prendi, stringi, oddio. che eh, poi Io non dico la rielabori e lo levi. Di che no, città è io non. Giovanni? Allora, Giovanni è del sud, 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 è ragusano, Sicilia. Sicilia, Ragusa, in provincia di Ragusa. Io mi vedo in fermo immagine, non so nemmeno se mi sentite più. No, io ti sento. Giovanni, un Ok. saluto. Puoi dirci un Salve, salve, saluto? salve. Giovanni, io Come farei stai? così. Allora, io Mi leggerei sentite? Sì, Giovanni, ti Mi sentiamo. sentite? Sì. Sì, Buonasera. Purtroppo sento male e ho parlato poco. Ah, parla veramente adesso. Giovanni, non abbiamo potuto sentirti per niente, quindi siamo veramente dispiaciuti di questo. Magari vediamo di organizzare qualcos'altro per dare la possibilità anche a te di poterci conoscere. La parte del piave è venuta bene, questa volta è venuta male. Facciamo così, Giovanni. Io leggo un altro tuo comportamento, magari ci salutiamo, perché effettivamente non riusciamo proprio stasera abbiamo un problema di collegamento. Leggo questa e ci salutiamo. Vecchia foto. Una domenica mattina, con l'umore pessimista, guardo una foto in bianco e nero e la cosa mi rattrista. È la foto di un giovane con in braccio suo figlio. Non potevo immaginare qual destino triste attendeva questa famiglia. Penso al cuore della madre colpito a morte per accettare di quel figlio la triste sorte. Penso al padre in silenzio, col suo dolore lacerante, nel lago del suo cuore una ferita sanguinante. Dopo tanti anni, solo quella foto sbiadita e consumata dal correre del tempo, a rammentarci ancora di vivere la vita con serenità. Non sapremo mai cosa il futuro ci riserverà. Ed è vero, Giovanni. Dobbiamo vivere la vita giorno per giorno con la serenità, perché non sappiamo che cosa succede dopo. Da qui a un secondo potrebbe cambiare tutto. Grazie per la tua maturità, Giovanni. Io me lo sono letto tutto, il tuo libro.
e vediamo di organizzare qualcosa ancora, magari ecco, con una linea migliore, sperando insomma in una diretta più fattibile. Io mi dispiace lasciare così il pubblico, però è saltato anche Facebook, siamo soltanto su YouTube, quindi abbiamo veramente problemi seri questa sera. Per cui io vi saluto, vi ringrazio, grazie Giovanni, grazie Roberta, grazie per la pazienza di seguirci nonostante queste difficoltà. Arrivederci da Officina Buonasera a Mediterranea. tutti. Ciao. quando non riesci a dormire, ninna na na, ninna na, ninna na.